c'entra perché l'ho organizzato all'interno di un evento che è stato organizzato in un pub, addirittura in un maneggio. Quindi intanto ho fatto le figure di due ragazzi innamorati con i cavalli pure, che sono due cavalli pure innamorati. Lo sfondo invece l'ho realizzato con le mie mani ascoltando la musica, cioè vuol dire che se la musica era più o meno potente io mi caricavo più o meno potente colore. E quindi è stato realizzato tutto con le mani. Se si fa caso sicuramente non si vede così, si vedono anche le impronte. È stata un'esperienza bella, entusiasmante e via. Cioè per dire quando l'arte e musica si fondono. Spesso io non sono nuova a questo tipo di esperienza, realizzare dei quadri con la musica, quindi la musica entra dominante nel quadro e quindi lo fa vibrare in maniera diversa di come lo potresti fare con pennello, in laboratorio tranquillamente. Quindi questo è quanto. Allora, buonasera, mi chiamo Oddo Michela e sono un'allieva di Rosaria La Rosa che ha un laboratorio in via Marsala. In questo laboratorio dipingiamo, facciamo molti quadri, facciamo vedere sculture. L'artista che mi piace di più raffigurare nelle mie tele è Klimt. Mi piace perché è un artista che è molto sensibile, come vedete questa è la maternità di Klimt e usa tutti questi colori dorati, il bordeaux, tutti questi fiori, è molto, molto bravo anche nel gestire i pennelli e diciamo anche fare le espressioni. Klimt allora rappresenta la tenerezza, l'amore che c'è, il legame che c'è tra la mamma e il figlio, la delicatezza anche come vedete del corpo, le sfumature, tutti questi fiori colorati ecco, che danno molta luce, molto anche allegria. Grazie. Questa è una bella installazione. Allora io qua voglio rappresentare la mia Sicilia che io la chiamo terra maledetta, bella ma maledetta, che non accoglie i suoi figli, anzi un po' li rifiuta e li manda all'estero, li manda in lascia perdere. E quindi è un poco, giusto per dire una battuta, ma una battuta non è, dico la mia Sicilia è trattata con i piedi. In ogni caso i piedi sono ripetuti anche nella trinacria, quindi il simbolo è ripreso in questo senso. Quindi come la Sicilia viene sorretta da queste tre gambe, noi invece la sorreggiamo con i nostri piedi. E questo è il risultato. Allora, questi sono i miei ragazzi. Ora facciamo delle esperienze di pittura, scultura, insomma, di manipolazione della materia. In questo caso allora all'Antoine hanno portato le opere che hanno realizzato in galleria un mesetto fa. Ora parlerò io. Partiamo da Manuela, allora ci spieghi questo quadro che hai realizzato che è bellissimo? Questo è il papà. Sì. Allora, abbiamo messo anche degli elementi sovrapposti, quindi è pittura e allo stesso tempo diciamo una sorta di decoupage. Poi per farli venire fuori che cosa abbiamo fatto Manuela? Abbiamo messo con il pennarello che abbiamo fatto? Il contorno. Il contorno. Brava! Quindi abbiamo fatto un paesaggio dove ci sono dei fiori. Bellissimo. Questo è il fallo. Con le farfalle, bellissima, brava, brava. Bellissima Manuela. Dobbiamo dire una cosa, in questo fondo come l'abbiamo fatto noi con le spugnette, Ho capito. abbiamo fatto una miscelazione di
dicono. E invece questo Baldo giovane? Questo Ciao. è Luca. Io Allora ho ci fatto- spieghi il tuo quadro? Bravo Luca. Oggi io ho fatto il veliero, e c'è il mare, il cielo, poi ci sono tutte le vele. Bellissimo. Anche in questo caso per farlo venire fuori cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il fondello di nero. Bene. Dovete vedere la precisione, cioè Luca quando lavora non si muove, è bello tranquillo, lavora che prende. Infatti sembra che i dettagli siano abbastanza curati. Sì. Bravo Luca, Grazie. Bravissimo, tutte e due. tutti e due bravi, complimenti.